Buongiorno, bentornati al Focus TG in edizione straordinaria oggi per raccontarvi, per informarvi dell'ondata di maltempo che sta colpendo ormai da giorni il Veneto. Sembrava esserci tutto esaurito nella giornata di ieri, dove pure i danni, le ripercussioni si sono viste in modo pesante su tutta la regione. Invece continua anche oggi, abbiamo visto la montagna bellunese, la montagna vicentina sommersa letteralmente dalla neve, e adesso noi vediamo il nostro Filippo Fois che vederlo così in campo un po' stretto sembra essere in riva al mare o in riva al lago, invece è in riva, possiamo dire, a Piazza San Marco o meno, perché non vediamo sullo sfondo. Filippo, raccontaci dove sei. Dunque, sono in Piazza San Marco, allora forse se riusciamo ad allargare, io mi sposto anche, vedete la basilica e il campanile, oltre alle procuratorie nuove e vecchie, tutto sott'acqua. È un'immagine che pensavamo di aver relegato all'album dei ricordi da quando il Mose è entrato in funzione, seppur in via sperimentale, dobbiamo ricordarlo, qualche tempo fa. Ed effettivamente il Mose, lo ricordiamo anche questo, ha funzionato brillantemente questo fine settimana, quando le paratoie si sono alzate per 48 ore consecutive, salvando Venezia da 3 picchi di acqua alta di 130 centimetri. Oggi l'acqua alta era prevista con un'altezza minore, a 115 centimetri, e così hanno anche suonato le sirene qui a Venezia, le sirene che avvisano la popolazione dell'acqua alta attorno alle 9:30, segnando circa 120 centimetri, che è ancora una misura che manda sott'acqua circa il 40% della città, ma che non è al momento, in questa via sperimentale del Mose, considerata un'altezza tale da sollevare le paratoie. Ebbene, quello che è accaduto nelle ultime ore è che invece queste previsioni sono state rivedute via via al rialzo, e in questo momento più o meno siamo a 135 centimetri, cioè a un'altezza in cui il Mose si sarebbe dovuto alzare. Il Mose però non si è alzato, è una procedura molto lunga quella che lo mette in funzione. Certo, non può essere attivato semplicemente schiacciando un pulsante, per cui anche fonti del Comune di Venezia hanno fatto sapere. Il Comune di Venezia, dobbiamo ricordarlo, non è coinvolto nell'azionamento del Mose. Comunque il Comune di Venezia ha fatto sapere che non ci sono i tempi tecnici, che il Mose rimane giù e che quindi Piazza San Marco vive, così come il resto della città, una situazione che, lo ripetiamo, pensavamo fosse inedita, con un'altezza di 135 centimetri sul livello del mare. Più o meno metà di Venezia in questo momento è sott'acqua, ed è una novità perché noi in questo momento, per esempio, mentre arrivavamo in Piazza San Marco, abbiamo visto dei commercianti che aprivano il negozio per mettere in salvo le cose che si trovano nelle parti più basse dei locali, perché con l'altezza che era prevista l'acqua non sarebbe arrivata nei negozi, mentre invece è arrivata. Una domanda adesso da giornalista avvezzo alle situazioni veneziane: questa particolare, questa contingente scelta tecnica sul Mose, secondo te, ti chiedo un'opinione, libero poi di dire no, preferisco non dirla. Sì, certo. È una pecca che va sistemata, o è un ostacolo insormontabile, insomma, una cosa che purtroppo va gestita così? Qua francamente devo ammettere che secondo me ci vorrebbe un tecnico, nel senso che non è la prima volta che le previsioni non sono corrette. Era capitato persino la notte tragica del 12 novembre dell'anno scorso, vi ricordate l'acqua alta eccezionale, seconda solamente a quella del 1966? Ebbene, quella notte le previsioni erano state riviste al rialzo nell'arco di 2 o 3 ore in continuazione, fino poi a raggiungere quel picco di 174 centimetri che ben conosciamo. Evidentemente è qualcosa che è capitato anche oggi, cioè le circostanze meteorologiche sono cambiate in maniera repentina, portando l'acqua ad un'altezza maggiore rispetto a quella che si stimava ancora qualche ora fa. Certo. Per cui io non so se si potrà mai raggiungere un livello di previsione
che sia così preciso da non sbagliare mai. Purtroppo in questo momento la prova, ci sono dentro certo, anche con i piedi, la prova che queste previsioni non sono attendibili al 100% l'abbiamo avuta. Filippo, certo è che ci saranno delle polemiche sicuramente su questo. Sì, immaginiamo che possano sorgere polemiche su questo. Ovviamente idea, magari opinione, anche questa, stiamo parlando di opinione personale, è che con un sistema che, pur essendo ormai da anni in via di lavorazione, ha cominciato a funzionare solo poco tempo fa, purtroppo è plausibile che ci siano dei passaggi tecnici da fare che magari verranno superati in futuro, ma che in questo momento non si possa fare altro che prendere atto che l'acqua è arrivata in piazza San Marco, il Mose funziona o non funziona, ha funzionato in altre occasioni, oggi non poteva andare diversamente, proprio per questa dinamica che spieghiamo ai nostri telespettatori non è in alcun modo legata alle scelte da parte delle amministrazioni. No, il comune, sicuramente non del Comune di Venezia. Il Mose ha funzionato molto bene questo fine settimana, tra l'altro risolvendo una questione che ha fatto molto e fa molto discutere a Venezia. Il porto commerciale di Venezia si trova dentro la laguna, ovviamente. Se le paratoie del Mose sono alzate, il porto è fermo. È un problema perché bisogna scegliere se far lavorare il porto o se salvare Venezia dall'acqua alta. Ebbene, in questo fine settimana si è riuscito a fare entrambe le cose, nel senso che a un certo punto alcune delle paratoie sono state abbassate giusto per far entrare e uscire le navi, senza avere poi conseguenze sull'acqua alta qui a Venezia. Per cui diciamo questa prima questione che preoccupava molto la si sta risolvendo. Per quello che riguarda le previsioni, e qua ci vorrebbe un esperto proprio per risponderci, perché può darsi anche che ci direbbero che non è possibile, che ci sono degli elementi che non possono essere previsti se non a distanza di poche ore. Ecco, questo è il mio sospetto. Filippo, noi facciamo il nostro lavoro, che è quello di informare, di raccontare una situazione in modo talmente immediato da vederti coi piedi in acqua. Vediamo dietro di te una coppia molto romantica che si specchia. C'è anche una coppia... Raccontaci. Sì, esatto. No, in realtà, chiaramente non c'è tantissima gente a Venezia in giro oggi. Anche qua vediamo, tra l'altro, qui alla mia sinistra c'è anche un'altra famiglia che che ha portato i bambini a vedere l'acqua alta. Molti non hanno gli stivali perché gli stivali pensavamo di non usarli più. In effetti vediamo che anche questo ragazzo che adesso sta uscendo con la fidanzata ha comprato ha comprato una protezione di plastica, di quelle che vendono anche nelle edicole, per cui insomma sì, è un evento che ha lasciato tantissime persone. Abbiamo visto parecchia gente con le scarpe a mollo, ecco. Tutti probabilmente l'avevano messo in soffitta, avevano messo in soffitta gli stivali. Possiamo immaginare, anche perché ci avete detto prima, Filippo, che molti negozianti sono stati sorpresi da questa acqua alta, quindi più di qualcuno è corso ad aprire e mettere giù le paratoie, le paratie davanti ai negozi, quindi se sono stati sorpresi i veneziani, immaginiamo i turisti che oggi per l'Immacolata avevano scelto di dare un'occhiata alla città più bella del mondo. A proposito di questo, com'è la situazione nel resto di Venezia? Dal punto di vista dell'acqua alta? Certo, naturalmente. Ma guarda, con questa altezza più o meno metà della città va sott'acqua, però dobbiamo anche ricordare che Piazza San Marco è la zona più bassa di Venezia, per cui quella in cui questo fenomeno è più evidente. Dalle altre parti diciamo che è un'acqua alta che arriva all'altezza più o meno della caviglia, mentre qua probabilmente se io adesso mi addentrassi qui in fondo non riuscirei a farlo con questi stivali che sono ancora troppo bassi per la piazza. Dalle altre parti sì, ci sono dei punti in cui bisogna passare con gli stivali, oppure sono state messe quelle assi di legno che generalmente vengono utilizzate per i punti di maggior passaggio, per aiutare chi si trova senza stivali.
Allora, siccome vogliamo evitare di metterti nelle condizioni di quei turisti di cui ci hai parlato prima con le scarpe in ammollo, evitiamo di andare appunto dove l'acqua alta è effettivamente no, in effetti però guarda, posso dirti Ferdinando che l'impressione che ho io è che sicuramente ha smesso di crescere. Bene. E probabilmente sta iniziando a calare. Molto bene, questo Se proprio dovessi dire, perché pensa, noi siamo arrivati qualche ora fa, un paio d'ore fa oramai, la parte centrale della piazza era ancora all'asciutto, per cui abbiamo visto nell'arco di circa 30 minuti la piazza andare completamente sotto e l'acqua che continuava ad arrivare, tra l'altro qui non arriva direttamente dalla laguna, esce fuori dai tombini, e adesso invece la situazione diciamo è calma, è ferma. Probabilmente tra poco, ci auguriamo, inizierà anche a calare. Ecco, ricordiamo per i nostri telespettatori non veneziani e che magari non conoscono bene le dinamiche dell'acqua alta, quando cresce e quando cala l'acqua alta a Venezia di solito? Generalmente si dice 6 ore cresce, 6 ore cala la marea, perché c'è sempre comunque la marea che sale e scende a Venezia. Ci sono però delle circostanze eccezionali in cui comunque la marea rimane molto alta. Nel 1966 per esempio era rimasta per diversi giorni, per cui però comunque diciamo che probabilmente questo pomeriggio non avremo già più niente. E questa... dalle 3:30, 4 io penso che dovrebbe essere all'asciutto, però non vorrei mai sbilanciarmi, poi finisce che poi magari qualcuno finisce che ci mi prende dire, troppo sul serio. Finisce che ci scrivono che Fois non è attendibile, insomma sarebbe un peccato perché invece sei sempre stato molto attendibile sia come No, su quello io infatti devo dire ai nostri telespettatori di consultare il centro maree per queste cose. Bene. Filippo, allora l'ultima cosa, ricordiamo, visto che abbiamo parlato poi prima con i rappresentanti anche dei negozianti che comunque questo fenomeno riguarda in questo caso Piazza San Marco, che probabilmente poi verrà liberata, quindi che Venezia oggi nei limiti di quelle che sono le precauzioni dovute all'emergenza coronavirus, nei limiti degli spostamenti, perché comunque l'ombardata di maltempo non è passata, Venezia si può visitare, si può girare. Sì. Assolutamente, anzi forse per certi versi uno dei periodi migliori per poterla visitare, perché brutto da dirsi, ma lontana dal turismo di massa veramente la città si offre al meglio, è proprio a completa disposizione di chi sa apprezzare una città d'arte unica come questa, per cui l'invito è nei limiti ovviamente di quello che ci consente la situazione che stiamo vivendo, di venire a Venezia. Noi ringraziamo Filippo Fois. Con chi sei Filippo in questo momento? Io sono con Sandro Ponchio. Bene. Volevo tra l'altro dire una cosa, purtroppo, perché l'acqua alta non è semplicemente l'allagamento, questo dobbiamo ricordarlo per l'ennesima volta. I danni che produce l'acqua alta sono legati alla salsedine. L'acqua alta tra poco scenderà, ma il sale comunque si è depositato sui marmi, sui mosaici. Pensate solamente a tutti i tesori che sono all'interno della Basilica di San Marco. E il sale è quello che fa i problemi, è quello che causa i problemi di deterioramento di tutto il patrimonio artistico che c'è qui a Venezia, per cui adesso tutti saranno all'opera poi per lavare i pavimenti, per ripulire dal sale tutte le cose che sono state toccate da quest'acqua che è il mare che entra in laguna. Certo, noi abbiamo visto poco fa la nostra Gabriella Basso in diretta da Torri di Quartesolo che ci stava facendo vedere una situazione simile ma molto diversa, con dei garage allagati dove a fare i danni è la permanenza dell'acqua, invece in questo caso ricordiamo non è semplice acqua, è acqua salmastra, è acqua di mare che alla fine di laguna che entra. Ma Filippo, prima di lasciarti andare, perché insomma lasciarti con i piedi a mollo per troppo tempo ci dispiace, dietro di te non riusciamo a capire se sia un rappresentante delle forze dell'ordine o se sia un turista quello che staziona in mezzo alla piazza. Credo che sia un turista, vediamo un po'. È un turista? No, non vuole parlare. Fugge, ma non era... Fugge, può darsi anche che sia un
Può darsi anche che stia lavorando, non lo so. La domanda era... Però posso dirti che si è bagnato fino al ginocchio. Poveraccio. Allora, la domanda era, le forze dell'ordine a Venezia in questi giorni devono fare un super lavoro per tenere a bada i turisti che magari rischiano di cadere in un canale o mettere i piedi dove non dovrebbero? No, innanzitutto perché durante il fine settimana l'acqua alta non c'è stata, ci doveva essere, ma col Mose in funzione non c'è stata. Secondariamente perché davvero di turisti ce ne sono molto pochi. Molto bene. Per cui direi che proprio qui in città ci sono solamente veneziani sostanzialmente, e i veneziani sanno dove mettere i piedi, con o senza acqua alta. Decisamente sappiamo che è un istinto che si affina vivendo in quella città fantastica. Allora Filippo, noi ti ringraziamo per tutte queste informazioni, grazie anche a Sandro Ponchio, complimenti per l'ottimo lavoro. Ci risentiamo se ci saranno altre notizie, altre situazioni. Tra l'altro guarda, ti do quest'ultima notizia, che qua il maltempo sembrerebbe essere passato, anche alle nostre spalle si sta un po' rischiarando e c'è anche molta meno pioggia e molto meno vento rispetto a qualche ora fa, per cui speriamo bene, dai. Speriamo di poter salutare questa ondata di maltempo. Intanto salutiamo Filippo Fois con Sandro Ponchio, grazie, buon lavoro. Torniamo in studio per collegarci fra pochissimo, tempo tecnico di fare il passaggio con Lucio Zanato. Adesso andiamo in provincia di Treviso, altra zona colpita in modo molto forte dall'ondata di maltempo delle ultime ore. Vediamo già le immagini, chiedo alla regia quando possiamo... Benissimo, allora noi vediamo già le immagini, però ci stiamo collegando con il collega. Andiamo in provincia di Treviso. Avete visto? Vi stiamo facendo vedere una serie di immagini molto importanti, perché questa ondata di maltempo, che sembrava essersi conclusa, ha portato forti ricadute su Piazza San Marco. Vediamo acqua, il tema di questi giorni è l'acqua. Di solito sono immagini che si vedono all'inizio di novembre. Ricordiamo che le alluvioni più importanti qui in Veneto non solo in Veneto, anche in Italia, sono arrivate nel corso della storia, di solito purtroppo all'inizio di novembre, fra ottobre e novembre, e quest'anno invece ne parliamo in modo importante a dicembre. Ma di questo parleremo poi. Adesso io credo che sia il nostro collega Lucio Zanato, ma non lo riconosco sotto quel cappuccio con la maschera. Sì, buongiorno Ferdinando. Sì, sono io, anche se sono sotto l'impermeabile con la maschera e soprattutto intirizzito dal freddo. Ti chiediamo scusa Lucio, ma... Siamo nel fronte orientale del maltempo. Bene, allora raccontaci, spiegaci dove sei e cosa sta succedendo. Allora, dunque, io mi trovo nel fronte orientale del maltempo, ovvero nel confine sostanzialmente acqueo tra il Veneto e il Friuli. Qui siamo nella zona dell'Ivenza, dietro le mie spalle la vasca di espansione di Porto Buffolè. Perché faccio questo collegamento da qua? Perché vi voglio far vedere come qui il contrasto dell'acqua sia stato combattuto da sempre con le vasche di espansione e che cosa sono poi nell'atto pratico le vasche di espansione. Quindi adesso mi sposto, giro la telecamera, vi faccio vedere come quelli che normalmente sono dei campi coltivati normalmente nel corso dell'anno, qui riescano a diventare un'enorme piscina. Non so se avete notato, sì. Guardate la grandezza di quest'area, dovete tenere presente che c'è acqua fino in Livenza, che dista diciamo qualche chilometro da qua. Qui ci sono milioni e milioni di metri cubi d'acqua che per fortuna vengono portati in questa zona che si chiama Pra dei Gai, che non so se molti sanno, in realtà questa è una sorta di vasca d'espansione pensata addirittura ai tempi della Serenissima, per cui c'era il problema proprio del tempo e soprattutto del Livenza, che ha da sempre i suoi problemi per quanto riguarda l'apporto delle acque dalla Valcellina. Allora, giusto perché raccontiamo un po' com'è la situazione. Il Livenza
è un fiume che raccoglie le acque della zona, diciamo, dell'Alto Pordenonese, quindi Valcellina, Piancavallo, e le porta giù direttamente al mare, cioè a Caorle. Questo è un fiume, diciamo così, di tipo torrentizio e quindi tende a ingrossarsi naturalmente quando ci sono grandi portate d'acqua. Nel corso degli anni in Friuli, proprio nella Valcellina, è stata costruita una diga, si chiama la diga di Ravedis, che ha il compito di gestire, diciamo così, la quantità d'acqua che viene giù dalla montagna. Naturalmente da sempre c'è sempre stata polemica tra il Veneto e il Friuli, perché il Friuli molla più tardi la diga di Ravedis e quindi di conseguenza c'è un problema di quantità d'acqua che arrivava in queste zone. Qui è la zona più delicata, chiamiamola così, perché la zona da Porto Buffolè a Motta di Livenza, Meduna di Livenza e in giù è quella zona che normalmente va sotto. Tra l'altro Motta di Livenza ha anche la confluenza di un altro fiume che è il Monticano, che scende invece lateralmente, diciamo, raccogliendo parte delle acque del Cansiglio, chiamiamola così, un po' di risorgiva, e le porta giù per poi appunto confluire a Motta di Livenza, confluire direttamente su Livenza. Quindi lì c'è stato da sempre un altro nodo molto importante. Tutto questo naturalmente diventa difficile da gestire se non ci sono le vasche d'espansione, e qui questa vasca d'espansione è una vasca d'espansione che da sempre funziona e ha sempre funzionato. Le altre sono state utilizzate, diciamo, in altri luoghi. Adesso poi arriverò anche a parlarvi della zona della Marca occidentale, quindi quella, diciamo, più a confine con la zona del Bassanese, la zona del Vicentino, che è particolarmente interessante per voi. Ecco, dicevo, giusto per chiudere questo argomento, questa è una vasca d'espansione che ha funzionato, sta funzionando. Il vero problema è, come sempre, le case che sono in golena, cioè quelle case che sono da questa parte, diciamo così, dell'argine, e quelle, purtroppo, questo tipo di maltempo e la quantità d'acqua che è scesa, non c'è stata vasca di espansione che abbia tenuto, sono tutte finite sott'acqua. Da Meduna, dove ero prima, fino adesso che mi sono fermato qui a Porto Buffolè, tutte le case che sono da questa parte, diciamo così, dentro il fiume, quelle sono finite tutte sott'acqua, che vuol dire danni per le persone, nel senso danni materiali, perché le persone sono state messe in salvo, sono state fatte evacuare, ci sono state ordinanze del sindaco. C'è un'unica famiglia a Meduna che ha voluto rimanere dentro il fiume nella propria casa, ma perché ha animali che, pensate un po' voi, ha preso tutti gli animali che aveva e li ha portati nei piani superiori, quindi non oso pensare che cosa ci sia in quelle stanze, ma naturalmente è una scelta personale, una scelta di vita. Dobbiamo anche tenere presente che la gente che vive dentro in golena è gente che è attaccata alla propria terra, certo, e non c'è denaro che riesca a ripagare questa loro uscita. Allora torno invece per quanto riguarda il tema chiamiamola Marca occidentale, quindi la zona che più interessa il confine col Bassanese. Va detto che innanzitutto, al di là del Livenza che ha sorvegliato speciale, il Piave lentamente ma sta scendendo, quindi è una bella notizia per quanto riguarda, diciamo così, la parte centrale della Marca. Così come l'Avenale, il Muson dei Sassi e tutta la parte occidentale non desta alcun tipo di problema. Quindi possiamo stare tranquilli nella zona della Castellana, nella zona dell'Asolano e insomma in tutta quella zona della Marca occidentale. In questo momento ci conferma il Consorzio Piave, tutto è sotto controllo, tutto viene gestito, ma anche lì è importante perché ad esempio la cassa di espansione di Vallà è stata importante per prevenire l'ingrossamento del Muson dei Sassi. Altre vasche di espansione che sono state costruite nel corso del tempo sono diventate indispensabili proprio per gestire la quantità d'acqua superiore. Ultima notazione che va data: a mezzogiorno di oggi sono caduti circa 12 mm d'acqua nella zona gestita dal Consorzio Piave. Tra l'altro dobbiamo ringraziare il presidente del Consorzio Piave, Amedeo Gerolimetto, che da 24 ore su 24 ci tiene aggiornati su tutta la situazione idrogeologica, tanto è vero che adesso qualche pensiero lo dà il Sile, perché essendo fiume di sorgiva si è innalzato abbastanza. Stamattina eravamo a Treviso e devo dire sì, fa qualche pensiero perché ha innalzato decisamente il proprio livello vicino intorno alla città.
non desta ancora grandissimo pensiero, però insomma si vede che siamo pieni d'acqua sotto, ecco, questo volevo dire, nel senso che essendo fiume di sorgiva naturalmente l'acqua sta montando, sta salendo, e questo, se continua a piovere oggi e nei prossimi giorni, potrebbe creare qualche problema per quanto riguarda la parte bassa della Marca, quindi tanto per intenderci la zona di Rovarè, la zona di San Biagio, la zona di Roncade, dove ci sono il Vaglio, dove c'è il Musestre, dove ci sono questi fiumi che sono fiumi sostanzialmente di sorgeva, ma sono derivazioni sostanzialmente del Sile, o comunque vanno poi naturalmente a gestire l'acqua che poi finisce dentro il Sile. Ecco, questo più o meno è la situazione. Benissimo. A oggi da questa parte del Veneto. Se hai domande. Lucio, allora approfitto di questa tua conoscenza così vasta dell'argomento, insomma è stato anche un piacere dal punto di vista proprio storico ascoltare questo excursus, ma volevo capire, ce lo chiedono anche alcuni telespettatori via WhatsApp qui sui nostri mezzi, ma la situazione alle tue spalle è consueta o stiamo parlando di una cosa che accade raramente? No, allora questa situazione, e ne approfitto perché vale la pena di vederla, proprio perché molta gente si chiede, quando si parla di vasca d'espansione, che cosa vuol dire? Vuol dire, questa è una situazione che si viene a creare quando il Livenza comincia a superare certi limiti. Quando c'è tanta acqua che viene portata giù, ecco che invece di scendere e quindi acquisire velocità, acquisire livello nel proprio alveo, viene fatta defluire in questo enorme bacino, che invece normalmente nei giorni, nei mesi normali, è un bacino che viene utilizzato per la coltivazione ad esempio dei cereali, per la coltivazione dei campi, ma non vengono fatte, diciamo così, non ci sono abitazioni, non c'è permesso di costruire, proprio perché tra l'altro c'è anche un progetto per cercare di dare ancora più spazio a questa vasca d'espansione che si chiama proprio Pradei Gai, ed è una vasca d'espansione notevole, forse una delle più grandi sicuramente della Marca, ma vorrei dire quasi anche del Veneto, proprio perché ha una sua particolarità. Scusate, ma devo anche far girare il monitorino perché così riesco a vedere l'inquadratura. Ecco, ricordiamo che stai facendo un classico esempio. Dimmi. Lucio, ricordiamo che stai facendo il cosiddetto one man show, cioè ci stai facendo vedere tutta questa situazione, sei da solo, non hai un operatore, quindi è ancora più encomiabile questa capacità di mostrare e raccontare tutto ciò che sta accadendo in quella zona. Quindi lo spiego ai nostri telespettatori perché è giusto che capiscano che tipo di lavoro stanno facendo i nostri giornalisti sul campo in questi giorni così complicati. Ci dà molta agilità questo fatto, cioè ci permette di muoverci in maniera molto agile, percependo quali sono i momenti, le problematiche. Questo l'ho imparata con Vaia, cioè nel senso che molte volte l'idea di potersi muovere in maniera da battitore libero ti permette di percepire subito, di essere molto concentrato e quindi di capire dove c'è la criticità e dove va portata l'informazione. In questo caso, ripeto, Pradei Gai secondo me diventa importante perché così la gente capisce quando si tratta di mettere a disposizione, ad esempio il progetto del recupero delle cave, se ne parlava sempre col Consorzio Piave. Noi abbiamo nella Marca Trevigiana, ma ce l'avete anche voi nel Vicentino, molte aree che sono delle cave dismesse, delle cave che ormai non sono più produttive, delle cave che invece potrebbero diventare molto interessanti proprio per diventare dei bacini di laminazione, cioè diventare delle vasche che in caso di necessità raccolgono quell'acqua che altrimenti finisce in mezzo alle case, finisce nei borghi, esonda, come purtroppo abbiamo visto ad esempio nella zona del Bacchiglione. Lì probabilmente le vasche di espansione non sono ancora abbastanza e creano quello che poi diventano dei grossi problemi, perché poi vediamo bene quando ci sono le alluvioni, quando la gente viene toccata nei propri ricordi, per dire, nei giorni scorsi sono stato su nella zona dove c'è stato il meschio che invece è letteralmente scoppiato a Cordignano, e fa veramente male al cuore vedere
la gente che sta buttando via quello che avevano nei magazzini, nei piani terra, che poi invece sono i ricordi di una vita. Ho un'immagine che sono tutti i quaderni di una signora, i quaderni di quando andava alle elementari, si vedeva chiaramente, li doveva buttare via perché erano completamente fradici, non si poteva più recuperare niente, e con quello partiva un pezzo dei suoi ricordi. Certo. Ecco perché è importante fare prevenzione con l'acqua, perché al di là del fatto che poi la gente si può salvare, si deve salvare anche quelli che sono i propri averi, che sono i propri ricordi, che sono le proprie radici. E quindi quando noi pensiamo di poter investire ad esempio nel recupero delle cave in bacini di laminazione, come dice sempre il Presidente Zaia, quando si deve, cioè alcuni comitati dovrebbero anche mettersi una mano sul cuore e dire ok, quest'area la demandiamo unicamente per la gestione delle acque, ci creiamo qualcosa intorno, potrebbe essere un parco, potrebbe essere qualcosa come ho visto fare tra l'altro a Vallà, dove è stata recuperata una vasca d'espansione che normalmente invece all'interno prevede la possibilità di coltivare qualcosa, quindi non è che sia terra buttata, ma diventa essenziale nei momenti dell'anno come questi, e ce ne saranno sempre di più perché sarà sempre meno gestibile questo tempo, e l'hai già detto tu all'inizio nel cappello prima del collegamento. Una volta si pensava al 4 novembre, al 2 novembre, quelle erano le date in cui noi ci mettevamo in preallarme, pensavamo di averla scappolata in questo 2020, in realtà a dicembre questo forse è l'ultimo brutto regalo di questo anno, permettimi di dirlo, da ricordare per non ripetere. Certo, anche perché ricordiamo, Lucio, a proposito del discorso che hai fatto finora sulle casse di espansione, che il bacino di Caldogno, messo in funzione pochi giorni fa, ha permesso di evitare grane importanti su Vicenza, e pochi istanti fa invece abbiamo avuto un collegamento con Gabriele Basso da Torri di Quartesolo, dove non c'era possibilità perché si è rotto un argine di una roggia e un quartiere intero è stato invaso dall'acqua. Gabriella ci faceva vedere i garage completamente sommersi, auto, mezzi, tutto quello che era sotto il piano stradale è andato distrutto. Noi qui abbiamo avuto una situazione molto simile in Val Brenta durante la stagione estiva, quindi abbiamo visto che dal punto di vista delle vite umane, mi si perdoni il termine, il prezzo pagato fortunatamente non è più alto come una volta, perché si rischia meno la vita con queste ondate di maltempo. Quello che rischia sono invece davvero tutti i ricordi di una vita, sono gli averi di persone che non pensano di avere poco al sicuro quello che hanno messo via nel corso degli anni, sono i garage, gli scantinati, le case che sono state distrutte, invase dall'acqua troppe volte quest'anno, quindi una lezione che in parte abbiamo appreso, ma abbiamo ancora molta strada da fare. Anche cosa ritieni di dire su questo argomento? Io ritengo di dirti, anzi vorrei aprire un altro fronte di discussione, che è quello della gestione della montagna, e te lo dico perché hai parlato della Val Brenta. Io ieri sono stato invece a Fregona, dove c'è una cosa bellissima da vedere della Marca Trevigiana, che sono le grotte del Calieron, che è un percorso nella storia e nella natura che vi consiglio di fare, ma che non lo farete almeno fino alla prossima primavera, perché come dire, la tracimazione delle acque e la forza della natura ha portato via completamente le passerelle. Ma perché vi dico questo? Perché gran parte delle devastazioni sono state determinate ad esempio anche da alberi, tronchi, dalla montagna dimenticata. Cioè una cosa che noi dobbiamo anche mettere in conto, ed è, lo dico quando noi di solito facciamo la rubrica dell'agricoltura dedicata, nelle puntate abbiamo dedicato ad esempio alle malghe, noi dobbiamo sostenere le persone che vivono nella montagna, che portano avanti ad esempio, tengono aperte le malghe, perché al di là del fatto che fanno i formaggi, al di là del folklore o del turismo o anche del prodotto stesso, sono essenziali come sentinelle per la montagna, perché ti garantisco che se ad esempio nella zona di Cappella Maggiore, vicino a Cordignano, ma anche Cordignano, ci fosse stata maggiore pulizia, il torrente Carron non avrebbe esondato, perché ci sono le nostre immagini con i tronchi dentro questo torrente che è piccolissimo, che normalmente in secca, ma che naturalmente portandosi giù i tronchi dal Cansiglio è diventata una cosa ingestibile, ha fatto diga a un certo punto, e naturalmente le acque da qualche altra parte devono andare e sono esondate. Certo. Quindi il ragionamento, al di là diciamo delle vasche d'espansione che sono importanti ed è un punto, è partire dalla montagna, già molti dicono
diminuiscono. Vedrete poi nei prossimi anni cosa significa ad esempio Vaia in termini idrogeologici, perché la montagna, gli alberi, i pini tenevano un certo tipo di neve, tenevano la neve lì, anche se magari la temperatura tendeva ad innalzarsi sotto gli alberi, in qualche maniera teneva. Invece adesso, essendoci tabula rasa, appena va sulla temperatura ovviamente si scioglie subito e diventa naturalmente un grosso problema in pianura. Ma infatti io ho avuto modo di vedere, apriamo questo argomento perché è molto interessante anche per i nostri telespettatori. Siamo saliti in Marcesina più volte quest'estate per vedere che cosa è successo in quella zona. La piana di Marcesina ha cambiato volto completamente, dovremo abituarci, come ad altre zone, a una nuova faccia di questi territori bellissimi, ma non è solo un danno dal punto di vista estetico, ci sono interi versanti che sono stati completamente rasi al suolo, rasati a zero, diciamo, non ci sono più alberi, quindi l'attenzione della montagna in questo momento, in cui sta nevicando molto a quote alte, è di capire cosa accadrà quando quella neve appunto si scioglierà. Quindi è un discorso che parte dalle malghe, parte dallo spopolamento della montagna, parte dai danni fatti da Vaia, e ci fa capire che il Veneto e il Friuli anche, perché in questo caso andiamo a braccetto, è un sistema tanto bello quanto complesso. Quello che ci stai facendo vedere tu ora è solo un tassello di questo sistema che però va curato. Permettimi di dire che la responsabilità di curarlo non è solo degli amministratori, ma è di ognuno di noi, con le scelte che facciamo, con la vita che facciamo ogni giorno. Beh, sicuramente sono assolutamente d'accordo con te, perché il buon esempio viene dal cittadino, secondo me. Se cominciamo a essere tutti quanti diligenti, se cominciamo ad essere anche attenti per quanto riguarda la gestione nel nostro piccolo di quelle che sono, ma anche le piccole scollimature, anche ad esempio mi viene in mente ogni volta che a Treviso per qualche motivo qualche quartiere va sotto acqua, 9 volte su 10 erano i tombini che erano ancora otturati, ma siccome i tombini non sono affare mio, ecco che poi quando il tombino è otturato, l'acqua ti arriva dentro nello scantinato, allora comincia ad essere affare tuo. Da lì però c'è un grande progetto che deve essere fatto, secondo me, e deve essere continuato, perché c'è già, che parte anche dalla laguna, parte quindi anche dalla gestione del Mose, le polemiche che sicuramente seguiranno a quello che è successo oggi, andranno avanti per giorni, per settimane sicuramente, e poi via via risalendo. Quindi ad esempio la gestione delle sponde dei canali, l'escavo dei canali, ad esempio in alcune zone, mi viene in mente Treviso stessa che ogni anno escava i propri canali per permettere la maggiore defluizione dell'acqua. Cioè noi dobbiamo tenere presente che noi ci viviamo in questo territorio e come teniamo a posto casa nostra dobbiamo tenere a posto casa nostra. Vale anche poi per la montagna. Naturalmente noi dobbiamo trovare delle persone che le troviamo già, perché sono persone che vivono la montagna, che sono innamorate della montagna, ma è ovvio che se non riescono a sopravvivere economicamente con quello che gli dà la montagna, queste persone se ne devono andare, e quindi tutto un sistema turistico, tutto un sistema di sostegno anche, se vuoi, collettivo, con dei fondi che già l'Europa mette a disposizione, dei modi per agevolare la presenza di giovani in montagna, in un momento poi di crisi come questa, dove la montagna e il turismo può essere una vasca di espansione, passami il termine, di tipo economico. Ecco, questi sono ragionamenti che partono dal cittadino ma devono arrivare anche agli amministratori. Del resto sono tutte cose che noi facciamo, che noi ripetiamo, ma sono progetti che da tempo la Regione sta portando avanti, e anche brillantemente, sia con la passata giunta, quindi con gli assessori, con l'impegno sia del turismo sia dell'agricoltura, sia con la presente, anche se in questo momento molto presa con il Covid e poi adesso anche con il maltempo. Allora, Lucio, noi ti ringraziamo moltissimo di questo collegamento, che è partito come un collegamento di servizio, di cronaca stretta, ed è diventato invece un approfondimento sulla nostra bellissima terra, e buon lavoro, grazie, non esitare a contattarci se ci saranno altre notizie dalla tua zona. Torniamo in studio. Allora, nota invece di servizio per la nostra regia. Ci mettiamo prima possibile in collegamento con il nostro direttore Luigi Baccialli,
per una telefonica, come si suol dire, un commento sul mancato innalzamento del Mose. Quindi mentre dalla regia contattiamo il direttore Bacciali che vuole fare il punto, vuole approfondire questa vicenda, perché abbiamo visto il nostro Filippo Fois, facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Poco fa abbiamo visto il nostro Filippo Fois che con Sandro Ponchio in Piazza San Marco ci ha fatto vedere una Piazza San Marco colpita dall'acqua alta. Sembrava che non fosse più possibile dopo l'avvio del Mose, invece oggi si è ripresentata, tanto che molti veneziani, molti turisti, molte persone che erano lì sono rimaste un po' sorprese. Qualcuno ha dovuto correre a mettere su le paratie, ovvero quei blocchi di legno che evitano l'ingresso dell'acqua nei negozi o al piaterreno delle case. Quindi non si è capito bene perché, cioè si è capito perché le previsioni ci dicono non segnalavano questa portata dell'acqua alta. Non si è capito bene perché il Mose non si sia alzato. Adesso il nostro direttore Luigi Bacciati in collegamento fra pochi istanti ci spiegherà che cosa è successo, ci darà il suo punto di vista. Quindi questa diretta, che è una diretta partita come una cronaca precisa, puntuale, immediata di quello che sta succedendo in Veneto, è diventata anche, come sempre succede con la nostra informazione, un approfondimento, il modo di fornire più punti di vista di quello che sta succedendo in Veneto, perché le notizie spesso non hanno solo una faccia, ne hanno molte di più. In questo caso però ce lo spiega bene il nostro direttore Luigi Bacciali in collegamento telefonico. Direttore, ci sente? Sì, buongiorno, ciao Ferdinando, ciao. Buongiorno direttore, allora il suo punto di vista su questo mancato innalzamento del Mose, su questa acqua alta che ha colpito Venezia oggi? Guarda, sono sconcertato a dir poco, così come credo a migliaia di veneziani che hanno accolto con grande entusiasmo finalmente, dopo decenni di rinvii, di slittamenti, di marce indietro, di promesse non mantenute, avevano accolto il funzionamento del Mose. Finalmente tutti hanno capito che Venezia poteva restare all'asciutto, anche i più disfattisti, anche coloro che hanno detto per anni non funzionerà mai e quando funzionerà chissà quanto costa la manutenzione, eccetera. Oggi con un'acqua alta alle 15, quindi manca poco meno di un'ora, alle 15:10 prevista dal centro maree dopo una correzione di rotta a 135, c'era stata una previsione ieri di 115 ed è incredibile che si sbagli di 25 oltre centimetri una previsione. Insomma, dopo tutto quello che è successo di buono, il Mose non si solleva e Venezia butta alle ortiche tutto quello che è stato fatto finora, cioè l'acqua che non è arrivata in tanti sestieri, là dove entrava nelle case, nei negozi già a 125, a 130, adesso a 135 allagherà di nuovo appartamenti, negozi, ristoranti, bar, eccetera, eccetera. No, sia pure in una Venezia ormai deserta, ma che va comunque tutelata e dove comunque vivono ancora 40.000 abitanti. Come mai? Perché è possibile che si sia trattato soltanto di una previsione sbagliata che fa fermare questo impianto gigantesco e finalmente funzionante, che finalmente riesce a fermare le maree? Come mai? Come mai? Perché probabilmente oggi è l'8 dicembre, è l'Immacolata, i boiardi di Stato sono in vacanza e non sono collegati evidentemente con il territorio. Il commissario straordinario Elisabetta Spitz dov'è oggi? Dov'è oggi? Non è sulla plancia di comando, essendo il commissario straordinario del Mose lì nel solito posto, nella sala di controllo o nel ministero a coordinare l'innalzamento delle paratoie? Dov'è? E come mai non si è sentita con il provveditore alle opere pubbliche di Venezia, Cinzia Piccone, che è la cosiddetta signora del Mose, che ha fatto partire per prima il sollevamento delle paratie il 3 ottobre scorso? Non si sentono queste due persone, non c'è coordinamento. Oggi la Piccone ci ha detto
che aspettava una telefonata della Spitz che non è arrivata, ma siamo a questo punto, c'è un difetto di comunicazione, questi non si sentono e migliaia di veneziani vanno nuovamente in ammollo. Cosa dice il sindaco Brugnaro, che è protagonista di questo risultato eccezionale del Mose, che finalmente funziona dopo anni di tira e molla, di annunci, di promesse e di slittamenti? Che cosa dice il primo cittadino? Che cosa è successo? Noi dobbiamo indagare su questo, perché i veneziani, anche coloro che hanno sempre detto che il Mose non avrebbe funzionato, si sono beccati maree, e non soltanto quella dell'1,87 di cui parla tutto il mondo, sono arrivate per decenni, tra novembre e marzo, decine di maree di 130, 140, 125, 150 che entrano nelle case a Castello, entrano ad Orsoduro, entrano dappertutto, a Canareggio, in tutti i sestieri di Venezia, soprattutto in certe zone. Basta poco perché l'acqua entri, e non è che bastano le paratie perché arriva dai pavimenti, e si buttano via i mobili, e si buttano via il frigorifero, e si buttano via i divani, e i letti, si chiedono risarcimenti che non arrivano, o che arrivano soltanto in parte, perché ricordo che tantissimi veneziani il risarcimento danni lo stanno ancora aspettando, e questi non si trovano, non si sa dove siano, e il Mose non viene sollevato una volta che finalmente funziona. È incredibile. Guarda, io credo che debbano assolutamente dare spiegazioni, chiarimenti e giustificazioni rispetto a questo comportamento. Direttore, ritengo, questo per fare un po' di pubblicità al lavoro che i nostri giornalisti sul campo stanno facendo ancora una volta in modo egregio, ritengo che se non ci fossimo stati noi, magari noi di Rete Veneta, i colleghi di Antena 3, a far vedere questa piazza San Marco sott'acqua, anche oggi magari non sarebbe passato del tutto sotto silenzio, però poteva sfuggire a qualcuno. Adesso insomma ci sono le prove che qualcosa non ha funzionato. Ancora una volta l'informazione, ancora una volta le nostre emittenti sono un po' il cane da guardia, in questo caso, di una Venezia che non meritava questo trattamento. Sì, il cane da guardia, salvo che poi ci sono dei Rottweiler che vanno avanti per la loro strada e se ne impicchiano dei cani da guardia, evidentemente, perché noi abbiamo seguito tante alte maree, tanti colleghi, quelli della redazione di Venezia in particolare, i nostri operatori tecnici con l'acqua alla cintola più volte. Ci sono andato anch'io con gli stivaloni ascellari a fare le nostre inchieste, a dare voce veneziani. Ma vedi, il problema non è solo Piazza San Marco che va sott'acqua, perché ci va sempre, è la parte più bassa di Venezia, per cui è destinata ad andare sotto possibilmente poco. Ecco, il Mose anche quando si è alzato recentemente, finalmente ha comunque protetto San Marco, perché oggi l'acqua invece è rientrata in Basilica, provocando danni enormi. Però a parte Piazza San Marco, bisogna pensare a quei sestieri dove magari le telecamere non arrivano perché sono difficili da raggiungere, bisogna pensare alle isole, a Murano, a Burano, a Mazzorbo, a Pellestrina, che ci ha raccontato molto spesso Lorenzo Maier, quando purtroppo è accaduta anche la tragedia. L'unica vittima dell'ultima alluvione è stata proprio un pensionato di Pellestrina, ma danni incalcolabili, danni spaventosi, dolore, sofferenza, disagio, con i muri che assorbono l'acqua salmazza e restano umidi per sempre. Cioè, è una vita fatta anche di reumatismi, di problemi fisici dovuti all'umidità che filtra all'interno delle case e filtra se Venezia è lasciata allo sbando. Finalmente hanno trovato un sistema, dopo 10 anni di polemiche, di scontri, di dibattiti, che funziona, non lo fanno funzionare. Io non so, io credo che non so, guarda, non ho parole, quelle che ho usato mi sembrano fin troppo
poco Dottore, esauriente. noi non ti abbiamo C'è fisicamente... veramente da perdere la pazienza. Non ti abbiamo fisicamente qui, non ti vediamo perché siamo in collegamento telefonico, ma lo sdegno nella tua voce penso che abbia fatto capire molto bene ai nostri telespettatori quello che stai provando anche tu, perché insomma la conosci bene la città, la ami, come più forse. Soprattutto conosco le persone che ci abitano e so che cosa hanno vissuto finora. È veramente una beffa, cioè fargli intravedere finalmente un sistema che funziona e che li metta al riparo delle acque alte, e siccome oggi è l'8 dicembre, i ministeriali probabilmente sono in vacanza e non si collega la Spitz con la Zincone e la Zincone non si collega con la Spitz e sbaglia la previsione in centro maree, che mi sembra comunque una giustificazione poco seria, diciamo, è poco credibile. Venezia va di nuovo sott'acqua, cioè praticamente vanificando tutto quello che è stato fatto nelle ultime 3 settimane col Mose che si sollevava. Cioè, io credo che sia un comportamento da irresponsabile e anche un po' come un po' cinici, ecco. Coloro che arrivano a questo vuol dire che evidentemente non sanno che cosa può accadere con un'acqua alta di 1,35. Certo. Direttore, allora noi ti ringraziamo moltissimo di questo punto di vista. Noi stiamo raccontando un Veneto che è in difficoltà in questi giorni. Abbiamo fatto vedere da Torre di Quartesolo con Gabriella Basso l'acqua che entra nei garage, abbiamo fatto vedere Bassano, una Bassano vuota oggi, per fortuna non colpita dal Brenta, però vuota. Abbiamo fatto vedere Lucio Zanato dalle casse di espansione, la montagna bellunese colpita veramente sommersa dalla neve, l'altopiano di Asiago. Stiamo facendo vedere un Veneto che è un territorio tanto bello, dicevamo, quanto fragile. Sei d'accordo su questa parola che viene usata per descrivere il Veneto in queste situazioni? Sicuramente, poi è stato reso ulteriormente fragile in Cadore, nel Bellunese, per la tempesta Vaia che ha battuto tutti gli alberi, per cui oggi è ancora più smottamento. Però vedi, ecco, hai fatto bene ad andare anche sul resto del maltempo, perché non si può parlare solo di Venezia, ma la questione veneziana del mancato sollevamento del Mose è ancora più grave in considerazione di quello che sta accadendo sul territorio. Ma ci sono frane, smottamenti, nevicate spaventose, precipitazioni intensissime, i fiumi sono in piena, ci sono intere zone allagate, alluvioni dappertutto e danni incalcolabili, e il commissario Spitz, che dovrebbe essere sulla tolda di comando a Venezia in un momento in cui la situazione è questa e si può prevedere che anche Venezia possa subire dei grossi danni, non si sa dove sia. Dov'è il commissario Spitz? Questa domanda, speriamo che ci sia qualcuno che possa rispondere in tempi anche rapidi a questa domanda. Direttore, con questa domanda così importante ci salutiamo, grazie per questo intervento. Sono sicuro che questo tema così drammatico resterà motivo di discussione per molti giorni. Grazie direttore. Grazie a te, arrivederci. Ringraziamo il nostro direttore Luigi Bacciali per questo anche grido, abbiamo sentito un grido di dolore quasi da parte di una persona che conosce Venezia, conosce i veneziani, conosce le dinamiche e le persone che rendono questa città unica, e che dopo aver visto quello che è successo questa mattina aveva nella voce qualcosa di più di una semplice opinione, di una semplice cronaca di un giornalista. Quindi anche questo è quello che fa l'informazione, in questo caso di Rete Veneta, della nostra emittente. Allora, mettiamo da parte per un attimo Venezia, l'acqua alta, e facciamo un salto al volo proprio in modo molto, molto rapido ancora, perché molti ce lo chiedono, molti ci chiedono: ma che tempo fa su in montagna? Questo è il tempo che fa su in montagna ora. Ecco, questo ce lo manda ancora una volta il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, preziosissima risorsa, questa addirittura dal balcone del
municipio ci fa vedere quanto sta nevicando. Allora, contrariamente a quanto è successo in altre zone dove la neve effettivamente è un grosso problema, diciamo che nell'altopiano la neve sta trasformando l'area di 7 comuni in un paesaggio veramente da fiaba. Il rischio qual è? Che spostarsi in quelle zone senza essere adeguatamente preparati possa rappresentare un rischio ulteriore per se stessi e per gli altri. Quindi, come dicevo prima, abbiamo sentito all'inizio di questa lunga edizione straordinaria l'assessore al turismo Nicola Lobbia del comune di Asiago. Per spostarsi bisogna avere o le gomme da neve o le catene, comunque sapere che si va in un posto in cui sta nevicando. Ripeto, parliamo dell'altopiano dei 7 comuni. Per quanto riguarda la montagna bellunese la situazione è molto diversa e anzi ve ne diamo notizia perché è arrivata una nota dal soccorso, scusate perché stiamo leggendo, qui arrivano molte informazioni tutte assieme, dal soccorso alpino e speleologico del Veneto. Allora, sono state recuperate questa mattina 9 persone rimaste isolate dalla neve sul piano della sussistenza sopra il passo San Pellegrino. Ieri era scattato l'allarme lanciato dal gestore del residence che si trovava bloccato da 3 giorni con 6 ospiti, tra i quali un bambino tutte le persone sono veneziane e trevigiane. Era terminato il carburante del gruppo elettrogeno. In serata, quindi ieri sera, il soccorso alpino della Valbiois era inoltre stato attivato per una coppia isolata con il proprio cane a Baita Vescovado, sempre sul piano della sussistenza. Questa mattina 3 gatti delle nevi delle società impianti ski area San Pellegrino sono riusciti a salire da Falcade, hanno raggiunto i residence e i 2 viaggi hanno caricato a bordo gli occupanti per trasportarli in località Caverson, dove attendevano il soccorso alpino della Valbiois e i vigili del fuoco per accompagnarli a Caviola, che è il centro abitato più vicino. Uno dei gatti si è poi recato alla Baita in aiuto della coppia del loro cane per affidarli ai soccorritori che aspettavano sempre al Caverson. Il soccorso alpino della Vial Fiorentina si sta muovendo dal passo Ecofalzarego, questa è un'altra notizia, verso il passo Giau, non potendo salire direttamente a causa del rischio valanghe, che ricordiamo è sempre importante il rischio valanghe in questi giorni. Ci sono alcune persone bloccate in un albergo e un uomo isolato in una Baita. Questa mattina, su richiesta dell'ARPAV e della sala operativa regionale, il soccorso alpino ha inoltre effettuato delle verifiche di siti valanghivi e di versanti percorsi da Vaia nella zona di Rocca Pietro e Livina a lungo del Col di Lana, mediante il sorvolo dei droni per registrare dati oggettivi delle condizioni e monitorarne l'evoluzione. Tutte le stazioni del soccorso alpino dei comuni in cui sono in corso le eccezionali nevicate sono a disposizione delle centrali operative per questa attività. Abbiamo una foto del gatto delle nevi, vediamo se riusciamo a vederla, ecco, vedete dal nostro visualizzatore di immagini, questi sono i gatti delle nevi che sono saliti per recuperare queste persone. Il concetto di quel che ha lasciato Vaia alle proprie spalle è ancora più valido in questi giorni. Ricordiamo che non è solo un discorso estetico, passateci il termine, non è solo un versante di una montagna in cui non ci sono più alberi, è un versante di una montagna che reagirà in modo completamente diverso alle pesanti precipitazioni, che siano esse estive o invernali. L'anno scorso di neve ne era scesa, però quest'anno pare che anche a causa del cambiamento continuo delle temperature la situazione sia un po' più pericolosa, quindi i siti valanghivi, ovvero le aree in cui solitamente si verificano le valanghe più frequenti, sono monitorate dalle istituzioni, dall'ARPAV in primo luogo. Ovvio che questo impone la massima attenzione quando si va in montagna. Oggi il consiglio è sempre valido, non andate nelle zone in cui potrebbero esserci problemi perché non si sa cosa accadrà nelle prossime ore. Tra l'altro ci mandano i nostri colleghi dalla redazione di Belluno, vediamo se riusciamo a farvi vedere una foto, perché nella valle di San Lucano una casa è stata investita da una slavina, una valanga di neve e fango che poi è scesa verso altre abitazioni. Vediamo se qui in diretta riusciamo a vedere qualcosa di questa situazione. Non semplice, perché comunque ci arriva tantissimo, davvero tantissimo materiale in queste ore. Vediamo, sì, allora
chiedo un attimo di pazienza anche alla regia per poter vedere. Ecco, questa è l'immagine che è un po' sgranata, ci dicono che arriva dall'amico del popolo in zona bellunese. Vedete una casa invasa letteralmente da questa colata di neve, acqua, fango. Non sappiamo al momento se ci sono feriti, se ci sono stati danni alle persone. Ci arrivano intanto le foto, poi cercheremo di essere più chiari e precisi anche su questo. Torniamo in studio per vedere se c'è qualche altra immagine di questa notizia che è arrivata davvero pochi istanti fa. Nel frattempo, no, sono sempre immagini purtroppo che abbiamo già visto. Allora, noi andiamo alla ricerca delle immagini che arrivano dalla montagna bellunese. Quelle dalla montagna vicentina le abbiamo viste grazie in questo caso al sindaco di Gallia Emanuele Munari e all'assessore al turismo di Asiago Nicola Lobbia, che ci hanno mandato tantissimo materiale. Poi potrete rivedere nei TG di questa sera. La situazione è decisamente meno pericolosa, anzi i paesi si possono visitare, negozi aperti, abbiamo visto tanti, un po' di turisti, tanti turisti è un'altra cosa, inutile ricordarlo, massima attenzione per quella che è la sicurezza delle persone, per quella che è anche la sicurezza sanitaria delle persone, perché, e qui torniamo a sentire quello che aveva detto il governatore ieri facendo il punto sul coronavirus. Non ne siamo fuori, stiamo parlando di maltempo perché il Veneto è colpito dal maltempo, ma non siamo decisamente fuori dall'emergenza coronavirus, non è il caso di abbassare la guardia. Sentiamo cosa aveva detto Zaia nell'ultimo punto stampa. Il servizio è un servizio fatto dalla redazione veneziana e Zaia parla del Covid. Nel consueto punto stampa il presidente Zaia ha voluto specificare ancora una volta i numeri dei contagi che vanno letti, evidenzia, in rapporto al numero dei tamponi effettuati, arrivati a 4.052.467. Non dobbiamo fermarci a guardare i numeri assoluti. Cioè dire il Veneto oggi ha 2.500 positivi, ne ha 3.500, ne ha 4.000, non vuol dire nulla, perché i veri dati, invito tutti, anche a livello nazionale, a cominciare a vedere delle tabelle fatte bene, sono due: la percentuale di tamponi che ogni comunità fa quotidianamente sui suoi abitanti. È il primo dato fondamentale. E il secondo dato importante, la percentuale di positivi sui tamponi che si fanno. Infatti, se noi andiamo a vedere in base ai nostri dati, cioè percentuale di positivi sui tamponi fatti, noi siamo in questo momento al 6,93. E proprio partendo da qui il governatore ha chiesto all'Università di Padova di effettuare uno studio che dovrebbe essere pronto in poche settimane. Abbiamo chiesto di attivare uno studio su una popolazione indistinta. Vogliamo capire la popolazione, che è quella casuale, no? Che è quella di chi passa per strada, dello studente, della cassiera in un supermercato, del pensionato, del lavoratore. Ecco, una popolazione che ha una sua stratificazione e una sua uniformità da un punto di vista statistico. Ovviamente sarà un campione scelto scientificamente. Che percentuale avrà di positività al suo interno? Allora, se vogliamo sapere quanta infezione c'è in Veneto, bisogna dar corso a questo progetto che abbiamo messo in piedi, che peraltro a me risulta che siamo l'unica regione che lo sta facendo. Allora, parcheggiamo per un attimo il tema del maltempo, parliamo anche della festa dell'Immacolata. Oggi naturalmente fra Covid e piogge, nevicate, allagamenti non è certo il primo weekend delle feste che ci si aspettava. Non si sa neppure esattamente cosa succederà durante le feste, perché da qui in avanti potrebbero cambiare molte cose. Ci sono molte richieste da parte delle regioni, soprattutto perché vengano allentate
quelle che sono le prescrizioni decise dal governo con i DPCM, soprattutto per i giorni delle feste. Sappiamo che lo spostamento, il divieto di spostamento fra comuni nei giorni di Natale e Santo Stefano viene visto come un legaccio troppo stretto da moltissime persone. Comunque di questo si parlerà di sicuro moltissimo nei prossimi giorni. Oggi parliamo però anche di un po' della festa dell'Immacolata. Sentiamo le parole di speranza del rettore della Basilica di Sant'Antonio, padre Svanera. L'Avvento è anche il tempo di Maria, è il tempo della Vergine che ci accompagna in questo nostro cammino e ci accompagna con la sua grazia innanzitutto. Questo credo che sia molto bello, viene salutato dall'angelo come la piena di grazia. Immacolata è colei che ci porta la grazia, che è Gesù, e questo è molto consolante. Questo è un aspetto su cui bisogna che noi, anche credenti, tutti noi riflettiamo, cioè Gesù che ci viene portato da Maria, del grande dono della nostra vita. Certo, Maria è anche colei che dice sì, colei che dice sono la serva. E in questo tempo di pandemia il messaggio anche che ci dà Maria è quello di essere attenti agli altri, di essere disponibili, di essere capaci di tradurre la parola amare con la parola servire. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci sia accanto e Maria ci indica anche questo. Queste erano le parole del rettore del Santo, una figura che i nostri telespettatori hanno imparato a conoscere molto bene in questo 2020, in cui il rapporto fra Rete Veneta e il Santo di Padova è davvero forte. Inutile ricordarvi, il 13 giugno la festa di Sant'Antonio, la lunghissima diretta con le immagini incredibili che sono ancora negli occhi e nel cuore di tutti noi, del Santo portato in elicottero sulla sua città, sulla provincia di Padova, a benedire le zone colpite in modo più forte dal coronavirus. Quindi sentire padre Svanera in questa giornata, insomma, può essere sicuramente fonte di speranza per molti di noi. Fonte di speranza invece è anche il discorso del commercio. Passiamo un po' dal sacro al profano, però in quest'anno in cui la possibilità di acquistare online rischia di influire moltissimo sui bilanci dei piccoli negozi di quartiere, dei negozi sotto casa, dei centri commerciali naturali, come sono gran parte delle stupende città del Veneto. Appunto, quest'anno pone molte domande, molti interrogativi, ci pone davanti a delle scelte, tutti noi, perché prima o poi, chi più, chi meno, saremo chiamati magari a fare qualche compra per Natale, qualche regalo. Resta da scegliere se affidarsi a una grande struttura di vendita online oppure se scegliere di tornare nei piccoli negozi sotto casa. A Padova le associazioni di categoria si sono espresse in modo molto chiaro su questo argomento. Sotto l'albero i prodotti tipici stagionali del nostro territorio è la proposta che lancia ai padovani la provincia, che trasferisce nel web la manifestazione Sapori d'autunno. Abbiamo deciso di non fermarci, di riprogrammare subito una nuova iniziativa per Natale per intercettare l'offerta e far conoscere le eccellenze padovane. 30 aziende si sono messe in gioco e noi abbiamo creato a Natale Compra Padovano Sapori di Natale. Un buono che si potrà spendere fino al 30 giugno nelle aziende aderenti all'iniziativa sparse in tutta la provincia. Sarà acquistabile online nel sito di saporipadovani.it, sarà acquistabile sia dai privati che dalle aziende. I privati che magari vogliono fare un regalo di Natale diverso, dalle aziende che magari vorranno riservare ai propri clienti, ai propri dipendenti un pensiero natalizio che abbia un valore importante anche per il nostro territorio. Questi 30 euro, questo buono di 30 euro sarà spendibile nelle 30 aziende agricole della provincia di Padova che hanno deciso di aderire a questa iniziativa. Radicchio verde, zucche soppresse, farine, formaggi, vini, proposte per tutti i gusti nel piano dei sapori d'autunno. In un lavoro di squadra la provincia insieme alle associazioni di categoria hanno voluto reagire a questo dramma del non poter fare questo tipo di manifestazione ormai presente da tantissimi anni qui a Padova, e la soluzione migliore che si è individuata è stata proprio questa. Qui portiamo il consumatore direttamente nell'azienda, quindi è un'occasione per andare a conoscere come si produce il cibo, come si produce il vero cibo autentico padovano, quindi andare a scoprire i metodi di coltivazione, ma anche sia i prodotti tradizionali ma anche le nuove preparazioni. Noi abbiamo un territorio sul quale non manca niente,
dall'alta padovana alla bassa padovana, abbiamo qualsiasi tipo di prodotto. Qui ci sono tutte le categorie agricole assieme su questo progetto e spesso siamo assieme anche nei mercati. Adesso vediamo un contributo che ci è appena arrivato in redazione proprio pochi istanti fa da parte di Giacomo Possamai, consigliere regionale del Partito Democratico, che fa il punto sul maltempo. Ecco cosa ci ha detto. Il dramma del maltempo di questi giorni ci dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale intervenire da subito con le opere contro il dissesto idrogeologico. Opere pensate già nel 2010 con il piano dal Paos, subito dopo la grande alluvione che ha toccato Vicenza ed altre realtà del Veneto. C'erano 3,2 miliardi di opere previste dentro quel piano, finora è stato fatto soltanto circa un terzo. Serve correre, serve impegnarsi in questa direzione, serve un impegno diretto della Regione a partire già dal bilancio del 2021, quello che si andrà a votare prima di Natale. Abbiamo visto Torre di Quartesolo, ma la Val Brenta, ma parti dell'Alto Vicentino come sono state toccate in questi giorni dagli eventi atmosferici. Dobbiamo mettere in sicurezza il nostro territorio. Per farlo serve mettere in fila, mettere in cantiere le opere che ormai da troppo tempo aspettiamo. Su questo ci sarà un nostro impegno forte e fermo a partire da questo bilancio, chiedendo che vengano stanziati i fondi necessari per mettere in sicurezza tutto il nostro territorio. La politica interviene, quindi avete sentito sui temi del maltempo. Allora, noi andiamo alla ricerca di qualche altra informazione su quello che sta succedendo in Veneto. Nel frattempo chiedo alla regia di mandare in onda appena possibile il servizio che ha confezionato la redazione padovana sulla comunità Sant'Egidio di Padova, che si sta attrezzando per consegnare pranzi caldi agli anziani, portando loro un po' di compagnia nella giornata di Natale. Dovrebbe essere nella nostra lista dei servizi odierni. Okay. Ce l'abbiamo, ve lo facciamo vedere. Vivremo questa festa con gli amici di sempre e saremo noi ad andare a trovare gli amici per festeggiare il Natale. Lo faremo con tutte le persone che normalmente sono invitate ai nostri pranzi di Natale e principalmente con gli anziani. Il tema degli anziani è un tema che ci sta molto a cuore. È da 30 anni a Padova che Sant'Egidio vive un'amicizia privilegiata, vorrei dire, con gli anziani. La pandemia ha cancellato la convivialità, lo stare insieme, e a Natale molti anziani saranno soli, senza i figli che magari sono all'estero o vivono in altre regioni. La comunità di Sant'Egidio, non potendo organizzare il tradizionale pranzo di Natale, ha pensato di raggiungere nelle case tanti anziani che appunto vivono soli. Noi andiamo a visitare gli anziani, parecchie centinaia di anziani in 5 quartieri della città e questi anziani saranno tutti avvisati naturalmente che passeremo per fare festa con loro. La visita sarà una visita breve, naturalmente con le distanze consentite, ma porteremo un regalo e porteremo, per chi ne ha bisogno, anche un pranzo. A Padova gli over 75 soli sono circa 4.000. Tra gli effetti indiretti della pandemia c'è proprio la solitudine, che si è accentuata ed è stata imposta dalla quarantena. La comunità di Sant'Egidio però non ha mai fermato la sua opera e ha sempre coltivato le amicizie con gli anziani. Nel centro di raccolta della Chiesa dell'Immacolata vengono preparate e distribuite borse della spesa, che spesso vengono anche consegnate a domicilio. In vista del Natale verranno preparati dei regali speciali per gli anziani, ma anche per i tanti senza tetto. Quindi noi abbiamo lanciato una campagna per chiedere alle persone che vogliono aiutarci a fare festa con chi è anziano, con chi è più povero e bisognoso, chiediamo di aiutarci con i regali. E c'è una lista naturalmente di regali a partire dal cappello, dalla sciarpa, dai guanti, il marsupio, lo zainetto e tutta una serie di generi di questo tipo qua, che possono andare sia agli anziani sia alle persone che non hanno casa, oppure una bella spesa natalizia, quindi non so, tortellini, cotechino, panettone, pandoro, torroncini, frutta secca. I doni o i prodotti accompagnati dai biglietti di auguri possono essere lasciati sempre nella parrocchia dell'Immacolata in via Belzoni in quartiere Portello. Qui, visto che non si possono preparare insieme, verranno confezionati dai volontari di Sant'Egidio e poi portati ai più bisognosi. Allora, vediamo appunto com'è cambiato anche l'atteggiamento verso
il Natale, anche la generosità, anche la solidarietà deve affrontare i problemi legati al coronavirus. Parliamo di coronavirus perché comunque è tema di questo periodo. Questa è la tabella dei casi di questa mattina. La guardiamo con un po' di attenzione assieme per la prima volta in questo momento. Allora, in questo momento, a questa mattina, i casi in Veneto erano 79.748, ovvero 1.739 in più rispetto all'ultima rilevazione, che è quella di ieri pomeriggio. 1.700 casi, diciamo che è purtroppo una media del periodo, una media molto vicina a quelli che sono i dati di questo periodo. I totali casi dall'inizio dell'emergenza sono 170.944, i guariti sono 86.822 e purtroppo vanno messi in conto anche 4.374 morti, persone che sono morte con il coronavirus. Questo è sia negli ospedali che nelle strutture extra ospedaliere del Veneto. Questa è la prima parte della tabella, il resto lo vediamo fra qualche minuto, perché adesso torniamo da Gabriella Basso, che vediamo in una condizione decisamente meno drammatica rispetto a prima. È rientrata in redazione Gabriella ancora un po' colpita forse da quello che le è successo, da quello che ha visto, una mattinata molto complicata per lei, che pure è abituata con il lavoro che fa e che facciamo a vedere disastri e disagi. Gabriella, che cosa hai visto a Torri di Quartesolo? Cosa ti è rimasto impresso di più di questa esperienza? Intanto buongiorno Ferdinando, sì, effettivamente è stata un'esperienza, ne ho viste tante devo dire, però in questo caso anche la dignità delle persone. Ieri c'era la rabbia, abbiamo un po' documentato anche la rabbia perché quest'acqua che invadeva la strada, il garage ancora tutti sommersi, le cose che giravano, insomma galleggiavano in acqua. Oggi c'è la rassegnazione, c'è la dignità di trovarsi in una situazione difficile, di dover rimboccarsi le maniche. Per esempio, un'altra cosa che tutti ci hanno detto quando poi abbiamo lasciato il collegamento, abbiamo sentito un po' di persone cioè va bene, ok, adesso è successo, ci rimbocchiamo le maniche, appena hanno finito di prosciugare, puliamo, mettiamo a posto, ricominciamo. Addirittura una famiglia che tra l'altro è rimasta anche, era senza corrente e senza riscaldamento, è andata a comprare i panini per dare da mangiare ai volontari della protezione civile che stavano togliendo l'acqua dalla cantina, insomma, una delle case che vi ho fatto vedere, insomma. Quindi c'è anche una forte solidarietà, rassegnazione e solidarietà sono le due parole che mi sento di dire in questa giornata. Tra l'altro sta piovendo tantissimo, continuamente, diciamo che va ad ondate, dei momenti in cui è più forte, dei momenti che è meno forte, ma piove tantissimo. E tra l'altro un'altra cosa che volevo raccontare è che era, se vi ricordate, quei due palazzine dove c'era l'acqua proprio altezza garage, oltre 2 metri di acqua, insomma, che veniva sparata, il termine esatto, perché veramente questi tubi giganti sparano l'acqua in strada, e l'acqua, cioè praticamente faceva i tombini, nonostante fossero stati aperti tutti quanti, facevano fatica a far defluire l'acqua, tanto che si era creato proprio nella strada antistante alla palazzina un piccolo lago d'acqua che veramente faceva impressione, perché ricordava tutta l'acqua che c'era stata prima e che fatica appunto a defluire. Gabriella, quest'anno purtroppo, a parte il Covid, che insomma è un tema del quale speriamo di liberarci quanto prima, abbiamo vissuto, parlo al plurale perché le abbiamo vissute sia da qui, dalla redazione, dallo studio, che voi sul campo, assieme ai nostri telespettatori, i cittadini e i veneti, abbiamo vissuto tante situazioni legate al maltempo. Abbiamo vissuto almeno, mi pare di ricordare, 3 o 4 ondate di maltempo davvero devastanti, trombe d'aria, allagamenti, colate di fango. Ci pare di ricordare che forse questo sia l'anno peggiore da questo punto di vista. Beh, in assoluto, un anno da dimenticare questo 2020, anche da un punto di vista proprio per quanto riguarda il maltempo, perché per dirti, solo a settembre a Torri di Quartesolo, per una
è brutto, cioè non si dovrebbe chiamare così, ma proprio una bomba d'acqua, è venuta giù talmente tanta acqua che aveva allagato completamente un altro quartiere, il quartiere Primavera. Quindi insomma, cioè, è una situazione veramente complicata da un punto di vista atmosferico, ma è proprio un cambiamento del clima, perché se tu ci pensi adesso, è un paradosso che mi raccontava un altro collega, che ad Arabba, siamo in montagna, siamo molto lontani da qua, ma nevicava e faceva temporale. Temporale con la neve non si è mai visto, per esempio, cose assurde, insomma, c'è proprio un problema da un punto di vista climatico. Rimane poi la questione che per quanto riguarda questi allagamenti, per carità, appunto la roggia ha rotto l'argine, quindi l'acqua è arrivata ad invadere il quartiere. Rimane un problema di sistemazione, un problema dei canali secondari, un problema delle condotte che magari sono state fatte tantissimi anni fa per portate d'acqua diverse e che adesso non riescono più a reggere queste situazioni climatiche ovviamente gravissime e non ce la fanno. Cioè bisognerebbe proprio ripensare tutto questo, e questa è una cosa che mi ha detto anche ieri lo stesso sindaco di Torre di Quartesolo, un allarme che aveva già lanciato ancora con la bomba d'acqua di settembre e che adesso bene o male torna, ecco. Anche se, ribadisco, questa di domenica è stata una cosa eccezionale, la roggia che ha rotto l'argine, ma rimane sempre il problema che l'acqua non va via rapidamente, ci vuole tantissimo tempo. Ne abbiamo parlato, tu non puoi averlo visto perché stavi coi piedi a mollo anche tu, con Filippo Fois da Piazza San Marco, ne abbiamo parlato con Lucio Zanato da Pradei Gai, quindi dall'Ivenza, ne abbiamo parlato con tutti i nostri giornalisti, un territorio tanto bello quanto fragile, che ha bisogno, che a tutti i livelli, quindi dalle istituzioni fino ai semplici cittadini, si lavori tutti assieme per non per risolvere dei problemi, perché non sono effettivamente dei problemi, ma per affrontare le sfide che il futuro ci pone. Gabriella, prima di lasciarti andare, perché sappiamo che è stata una giornata molto impegnativa anche per te, sappiamo che hai un TG da fare per questa sera, ci sono notizie di cronaca oltre a quelle di cui abbiamo parlato? Allora, guarda, possiamo dire che questo fine settimana, da sabato fino a oggi praticamente, questo lungo weekend per chi ha potuto farlo, è stato un weekend dove c'è stata una razzia di furti da Vicenza alla provincia, tentati furti, insomma, sono entrati nelle case, in qualche azienda, insomma c'è stato dei veri e propri raid da questo punto di vista. Alcuni riusciti alcuni no, ovviamente non magari tutti quanti furti cospicui, però comunque rimane il fatto che è stato un weekend di raid nelle abitazioni. E quindi questa sera nel TG Vicenza anche l'informazione di cronaca. Gabriella, grazie anche per questa tua opinione importante di persona che ha visto sul campo quello che è accaduto. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio. Allora, prima di andare a rivedere i dati relativi al coronavirus, vediamo una foto molto, molto bella, molto suggestiva. Cortina d'Ampezzo alle 14:44, quindi un quarto d'ora fa. Tantissima neve. Cortina sappiamo che è fra le aree in cui si sconsigliava di andare per tantissimi motivi, quindi siamo certi che i negozianti, i commercianti, i esercenti della Perla delle Dolomiti non ce ne avranno a male se ribadiamo che la montagna bellunese in queste ore è meglio lasciarla dov'è, magari ci si andrà fra qualche giorno, si vedrà se si potrà magari iniziare a sciare a gennaio o se ci andremo magari solo per fare una passeggiata, però anche qui paesaggi letteralmente da fiaba. Allora, torniamo a rivedere i dati del coronavirus che poi ci accompagneranno fino a questa sera. Vedremo i dati nuovi questa sera, dopo, durante i nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza. Allora, casi ricoverati in ospedali per acuti. Scusate, facciamo per chi si fosse messo all'ascolto solo ora. 79.748 i pazienti, scusate, i positivi odierni in questo momento. 1.739 in più rispetto a ieri sera, 170.944 dall'inizio dell'emergenza 21 febbraio scorso. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è molto molto importante perché ci dice la situazione degli ospedali del Veneto. Allora, 2.779 sono le persone
ricoverati in area non critica, ovvero che sono in ospedale ma non hanno bisogno di cure particolari. Sì, sono positive, non stanno bene, ma sono in area non critica, magari nei Covid hospital, ma nelle aree non intensive, di cui 2.529 positivi, 250 già negativizzati. Vedete la disparità è molto alta in questo caso. 345 le terapie intensive impegnate, di cui 319 con persone ancora positive e 26 con persone che si sono negativizzate. Le differenze negli ospedali rispetto a ieri: 23 ricoverati in meno in area non critica e 2 terapie intensive in meno. Naturalmente non è che si sono solo svuotate, perché potete vedere questi dati, ci sono anche ospedali in cui ci sono persone che sono entrate in terapia intensiva. Qua invece sembra che non ci siano molti accessi, forse pochissimi accessi, ma che ci siano invece molte persone dimesse. C'è sempre da fare il conto con la tabella, quella più dolorosa, quella più drammatica, che nella fredda cronaca delle statistiche di questi giorni viene chiamata delta decessi, ovvero quanti decessi ci sono stati rispetto all'ultima rilevazione. Sono 24 i morti con coronavirus nelle ultime 12 ore. Purtroppo in questo momento non abbiamo sotto mano il dato della tabella precedente, quindi non possiamo dirvi a quanto assommi nelle 24 ore. Di solito è un dato che fornisce il presidente Zaia all'inizio della sua conferenza stampa quotidiana. Oggi non c'è stata, quindi non siamo riusciti a mettere in correlazione i due dati. Domani invece torna Zaia a 12:30, come sempre alla nostra diretta a partire dalle 12, e vi accompagneremo fino al governatore. Poi l'ultima parte di questa tabella riguarda le strutture territoriali che vengono trasferite appunto in queste strutture cosiddette di comunità dagli ospedali per acuti. Allora, a Belluno ci sono 18 positivi, 6 sono ad Agordo, 10 a Auronzo, 5 ad Alano, 10 a Feltre, 31 a Treviso, 15 a Vittorio Veneto, altrettanti al Nazareth di Venezia, poi 10 a Noale, 1 al Fattebene Fratelli e al Sant'Antonio, e 5 Stella Marina, 11 a Trecento, 11 a Villa Maria Padova, 13 a Conselve, Campo San Piero, 12 ospedali di comunità Covid di Montagnana, che ricordiamo è una struttura molto importante, altrettanti 26 nell'ospedale di comunità di Marostica, poi vediamo tutti gli altri, 28 a Bussolengo. Ci sono 323 persone ricoverate negli ospedali di comunità, sono persone che vengono trasferite dagli ospedali per acuti in queste strutture che si sono dimostrate davvero importantissime per la gestione dell'emergenza. Totale di questa ultima parte della tabella, 364 ricoverati, di cui 323 positivi e 41 che si sono negativizzati. 90 sono le persone che hanno perso la vita dal 21 febbraio negli ospedali di comunità, 681 quelle che sono state dimesse dagli ospedali di comunità. Rientriamo in studio, siamo alla fine di questa nostra diretta, abbiamo visto le tante sfaccettature di questo nostro Veneto in queste ore molto particolari, in queste ore che dovrebbero essere di festa, la festa dell'Immacolata, la chiusura di un lungo ponte cominciato sabato, che ha portato invece tanta neve, tanta pioggia, tanta acqua, tanti danni e tanti disagi in tutto il Veneto. Disagi che proseguono ancora a Venezia a causa dell'acqua alta, del mancato innalzamento del Mose, disagi che proseguono ancora nel Bellunese con slavine, valanghe, con persone isolate, alberghi, con persone che sono rimaste isolate dentro, che sono dovute essere salvate dai vigili del fuoco, dalle squadre del soccorso alpino. Abbiamo visto un territorio da fiaba come quello dell'altopiano di 7 comuni in cui nevica, ma in cui le persone stanno andando perché, a parte qualche problema di viabilità naturalmente ordinario in questi casi, si può fare una passeggiata, si può andare magari a fare una passeggiata sulla neve in attesa di poter sapere che cosa succederà con gli impianti di risalita, con lo sci da discesa. Abbiamo visto Torre di Quartesolo, un intero quartiere ancora sott'acqua da ieri. Ovvio, i pianterreni delle case sono al sicuro, ma tutto quello che era nei garage verrà buttato via, danni che assommano a decine, forse centinaia
di milioni di euro. Una regione che è stata ancora una volta colpita da maltempo e che sta facendo i conti con l'emergenza coronavirus. Da giorni si dice che il Veneto è la regione in questo momento forse con più positivi o con un indice di contagiosità fra i più alti. In teoria venerdì dovrebbe arrivare una nuova decisione da parte della cabina di regia dell'Istituto Superiore per capire se il Veneto rimarrà in area gialla, ma è plausibile che si arrivi fino a Natale con queste suddivisioni in aree gialle, arancioni e rosse. Cosa c'è da dire? Che i DPCM non sono ancora stati smantellati nonostante le proteste delle regioni, della popolazione, quindi questo primo fine settimana che ci accompagnerà a Natale speriamo non sia un paradigma, un esempio di quello che ci aspetta nei prossimi giorni. In ogni caso, qualunque roba succeda, qualunque cosa succeda, noi siamo qui per raccontarvela, per informarvi, qui sul canale 18, qui su Facebook, qui su YouTube, con tutti i nostri mezzi, con tutti i nostri giornalisti. Grazie per essere stati con noi in questa lunga maratona, ci vediamo questa sera con il TG Bassano.